Parliamo di questa attività dell'Erasmus che oggi si conclude qui allo Sciascia Gallo. Un'attività molto coinvolgente per i ragazzi dello Sciascia, perché è un'attività che permette loro di entrare in stretta connessione con ragazzi di altri paesi europei. Il gruppo che stiamo ospitando in questi giorni è un gruppo proveniente dalla Germania, un paese dove i nostri alunni andranno nel prossimo mese di novembre, e in questi giorni si è avuto modo non solo di familiarizzare, di lavorare a un progetto comune che ha come obiettivo lo sviluppo sostenibile, la solidarietà, l'unione tra i popoli, che è un tema oggi forse più che mai attuale, ma è anche un modo per vivere la loro età in una maniera spensierata ma anche aperta all'altro. La cosa bella che i ragazzi stanno scoprendo in questi giorni, al di là del fatto di lavorare secondo diciamo dei processi comuni che accomunano un po' le scuole coinvolte, indipendentemente dal fatto che siano così lontane territorialmente, e che indipendentemente appunto dal paese di origine, il paese in cui si vive, gli ideali, i pensieri, le aspirazioni, i sogni di questi ragazzi sono gli stessi. Quindi è bello affermare questa comunione ed è bello aprirci, rientrando perfettamente in quello che è l'obiettivo della nostra scuola, dell'Istituto Gallo Sciascia, all'internazionalizzazione dei percorsi. Ecco, facciamo un bilancio di questa attività che sta arrivando al termine. Sì, io partirei dal motto del progetto Erasmus, che l'Erasmus arricchisce la vita e apre la mente, ed ha fatto proprio questo con i nostri ragazzi e con i ragazzi che abbiamo ospitato. Ha arricchito la loro vita perché intanto li ha arricchiti da un punto di vista sia linguistico, perché usano l'inglese ogni giorno, che culturale, relazionale, hanno un sacco di nuovi amici, stanno scoprendo differenze culturali importanti, stanno aprendo per l'appunto la loro mente. E il tema dell'amicizia è proprio quello che è emerso anche dall'analisi nel nostro progetto dei nostri luoghi, del nostro patrimonio UNESCO, in cui molti posti praticamente simboleggiano proprio l'amicizia. Prendiamo per esempio il Tempio della Concordia, per cui praticamente questo messaggio di amicizia, di pace, di connessione tra popoli è proprio quello che vogliamo arrivi ai nostri ragazzi e ai ragazzi europei, che l'Europa è la nostra casa. Parliamo di questa esperienza come docenti che avete fatto per l'Erasmus ad Agrigento. Also für uns als Lehrer und auch für unsere Schüler war es eine ganz tolle Woche hier bei Ihnen in Agrigento. Come docenti, ma anche per i nostri alunni, per i nostri studenti, è stata una settimana meravigliosa qui ad Agrigento. Il suo punto di vista? Was denken Sie darüber? Aus Sicht unserer Nachhaltigkeitsziele ist es immer sehr beeindruckend, obwohl unsere Orte so unterschiedlich sind und in ganz unterschiedlichen Teilen Europas liegen, dass wir doch alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten, die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Ich finde das sehr beeindruckend. È molto impressionato dal fatto che malgrado siamo culture totalmente diverse, paesi diversi, una città grande e un paesino più piccolino, tutti comunque lavoriamo verso gli stessi obiettivi di sostenibilità, tutti verso un'Europa sostenibile, pace e amicizia. Che esperienza è stata? È stata una delle esperienze più belle della mia vita e spero di poterla fare ancora qualche altra volta e che anche altre persone abbiano la possibilità di fare questa esperienza. Grazie a questa esperienza infatti ho avuto la possibilità di fare amicizia con persone tedesche ma anche italiane e appunto migliorare il mio inglese.